Bentornati ad Ore 7. L'avete visto nel corso della rassegna stampa, uno dei temi del giorno è la ripresa delle lezioni in presenza nella giornata di domani. Dunque sono 90.000 i bimbi nella nostra regione che ritorneranno in classe. Ne parla naturalmente anche il Corriere della Sera, ritorno a scuola, da domani in classe 6 milioni di alunni, resta aperto il nodo delle superiori, la ripresa delle scuole dell'infanzia ai ragazzi della prima media, mentre presenze fino al 50-75% in licei e istituti delle regioni, però in zona arancione. Ne parliamo via Skype con il nostro ospite Paolo De Nardo, dirigente scolastico terzo complessivo Udine. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai telespettatori. Grazie per aver accettato il nostro invito. Immagino che ci sia un po' di emozione, no? Per questo ritorno in classe. 90.000 i bambini della nostra regione. Sappiamo che naturalmente rientrano gli alunni di asili nido, asili elementari, di asili della primaria e della prima media. Che cosa significa ritornare in classe per lei e naturalmente per tutti gli alunni del Friuli Venezia Giulia? Ma sì, c'è un misto di soddisfazione naturalmente perché era importante, lo sappiamo che per i più piccoli è sempre difficile seguire le lezioni a distanza e continuare il percorso di apprendimento a distanza, quindi c'è sicuramente soddisfazione. C'è un po' di preoccupazione perché chiaramente questo rientro a scuola è un rientro comunque in una situazione difficile dal punto di vista dei contagi, siamo ancora in zona rossa e quindi questo richiede di più di responsabilità a tutti quanti, in particolare alle famiglie. Io l'ho scritto nella comunicazione che ho mandato ai genitori dicendo che proprio perché siamo ancora in questa situazione è necessario fare attenzione a eventuali sintomi che dovessero insorgere, per cui ci vuole questo di più di responsabilità. Naturalmente rimane un po' di dispiacere per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado che invece dovranno continuare a distanza in un periodo tra l'altro in cui per le classi terze insomma, c'è anche la preparazione all'esame di Stato. Ha fatto bene a dire che ci vuole chiedere responsabilità. Infatti c'è questa infografica del Messaggero Veneto che specifica le indicazioni per il rientro. Sappiamo che con sintomi compatibili con il Covid-19 o con la febbre non bisogna mandare i figli a scuola, a comunicare prontamente alla scuola eventuali casi di positività riscontrati in famiglia e naturalmente aderire alle indicazioni ricevute dal Dipartimento di Prevenzione in caso di quarantene. C'è dunque preoccupazione da parte dei genitori, anche degli insegnanti, glielo chiedo, anche se gran parte sono vaccinati? Sì, siamo in gran parte vaccinati con la prima dose, quindi Ah. è chiaro che la protezione non è ancora così ampia come sarà successivamente. La preoccupazione c'è perché negli ultimi tempi abbiamo visto anche che insorgono sintomi piuttosto importanti in persone relativamente giovani, quindi non siamo più nella fase in cui a essere colpiti sono soprattutto gli anziani. E chiaramente, soprattutto per quanto riguarda i più piccoli, quindi le scuole dell'infanzia o gli alunni diversamente abili che non utilizzano la mascherina e il distanziamento, aumentano appunto le preoccupazioni anche nei docenti. È per questo che ho chiesto la maggiore responsabilità da parte delle famiglie. Nel Gazzettino di Pordenone oggi si parla del protocollo che verrà aggiornato. Perché? Perché c'è molta paura per la variante inglese. Le autorità temono la capacità di diffusione del ceppo britannico, soprattutto tra i più piccoli. Secondo lei c'è bisogno di riaggiornare il protocollo proprio per evitare o comunque per la paura del contagio da variante inglese?
Ma quello che per noi è importante è avere uniformità di comportamento in tutta la regione, cosa che purtroppo nei mesi scorsi non è stata, nel senso che essendo anche in contatto con colleghi delle altre province, ho potuto verificare che in realtà appunto i comportamenti non sono i medesimi nelle diverse zone della regione. Quindi per me la prima cosa sarebbe avere uniformità di comportamenti e chiarezza rispetto ai compiti. Faccio solo un esempio per capirci. I genitori dei bambini delle classi poste in quarantena hanno bisogno di giustificare al loro datore di lavoro la loro assenza dal lavoro. È necessario sapere chi deve consegnare e dare questi certificati ai genitori, perché differentemente si crea una confusione che non fa altro che aumentare il carico di lavoro senza aumentare invece la chiarezza, insomma. Quindi sarebbe importante che andassimo in questa direzione, un protocollo che sia unico e uniformemente applicato in tutta la regione. Lei nel Messaggero Veneto, ho visto alcune sue dichiarazioni, dice ad ora ci attendiamo le aperture anche da parte appunto delle classi seconda, terza media e delle superiori. Per quanto riguarda le superiori c'è sempre il tema anche della presenza, il 50%, 75% in zona arancione. È troppo presto per aprire anche quelle classi in presenza o no, secondo lei? Ma guardi, su questo io ho fatto mio l'auspicio anche del Presidente del Consiglio che ha espresso il desiderio di portare tutti in presenza. Però lo stesso Presidente del Consiglio ha detto che lo si farà nel momento in cui saranno i dati della scienza a dirci che è possibile farlo. Chiaramente il mio è un auspicio perché ci sono due ordini di questioni. La prima è legata certamente ai percorsi di apprendimento, ma l'altra è legata a tutta la dimensione della socialità. Se penso alla secondaria di secondo grado, penso a dei ragazzi che sono in un periodo della loro vita in cui hanno assolutamente bisogno di socialità, ma sono costretti a non viverla da diversi mesi e quindi sarebbe importante che, speriamo complice la bella stagione, non oggi ma insomma nei prossimi giorni dovrebbe tornare la bella stagione, ci sia anche la possibilità di una diminuzione dei contagi e di una ripresa delle attività in presenza. Sarebbe importante che almeno l'ultimo mese di scuola venisse svolto in presenza, anche in vista della preparazione degli esami, ma ripeto, non solo per quello. Domani in Consiglio regionale, proprio con l'avvio della scuola in presenza, si parlerà dell'andamento del contagio da Covid negli istituti, naturalmente anche il monitoraggio della didattica a distanza e il riavvio della didattica in presenza, come si diceva, nelle scuole secondarie di secondo grado, con le audizioni del direttore dell'ufficio scolastico regionale e dei dirigenti responsabili degli ambiti territoriali di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone. Come definirebbe questa esperienza in didattica a distanza? Ma allora, io rifacendomi alla nostra esperienza, devo dire che rispetto ad un anno fa le cose sono andate molto meglio. Proprio poco prima di Pasqua ho svolto una riunione con i miei collaboratori e ho constatato che in realtà quasi tutti i ragazzi, se non tutti, si sono collegati. Però ecco, quello che è importante capire è che la didattica a distanza dovrà anche in futuro essere un complemento della didattica in presenza, ma non la può sostituire completamente. Quindi è una didattica in questo momento emergenziale e come tale la viviamo, però chiaramente dovrà lasciare il posto alla didattica in presenza, o meglio, accompagnarsi alla didattica in presenza nel futuro. Poi è chiaro che i problemi che c'erano un anno fa ci sono anche oggi rispetto alla connessione. Ci sono aree della nostra regione che non sono assolutamente coperte da connessione e questo ovviamente crea delle ulteriori differenze. Un ultimo aspetto, andrà valutato in tempi più lunghi quali siano stati gli effetti della didattica a distanza sui ragazzi, sarà cosa che andrà adeguatamente indagata, perché l'impressione è che abbia contribuito ad aumentare le differenze appunto tra chi ha l'accesso alle strumentazioni, alla connessione e chi invece non ce l'ha. Io la ringrazio tantissimo, le auguro buon lavoro e anche in bocca al lupo per il suo ritorno in presenza a scuola a questo punto. Si dice così anche Viva a il lei? lupo! Bene, grazie mille per questo collegamento via Skype, grazie mille, buona giornata a Paolo De Nardo, dirigente scolastico del terzo comprensivo Udine.